e benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Circa 40 persone hanno accettato l'invito dell'Equipe Nascere del Servizio Diocesano di Pastorale Familiare e hanno vissuto insieme un pomeriggio di confronto sul tema del chiedere aiuto, un tema che evidentemente è trasversale a tutte le fasi della vita familiare. È stato un pomeriggio che in parte ha scardinato anche un po' quelle che erano le aspettative rispetto alla sua origine e da lì è scaturito un po' un sogno, un desiderio per il proseguo di questo cammino. Vediamo. Circa 40 persone hanno accettato l'invito dell'Equipe Nascere del Servizio Diocesano di Pastorale Familiare che ha proposto un pomeriggio di riflessione sul tema del chiedere aiuto. La prima sorpresa è stata l'intensità della condivisione emotiva. Divisi in gruppi da 6 persone, i partecipanti hanno raccontato agli altri un episodio emotivamente significativo della loro esperienza di famiglia, come genitori potenziali, di cuore, in attesa, affidatari, adottivi. La sintesi di quanto condiviso ha fatto emergere, in contrapposizione alla narrazione comune sulla genitorialità, sentimenti di segno negativo. Non mi ha stupita ed è proprio una delle ragioni per cui facciamo questo tipo di lavoro, nel senso che per quanto la genitorialità sia sicuramente terreno di grande speranza, di grande amore, vede anche l'affacciarsi di momenti di grande fatica, di grande dolore, di grande stanchezza, già nella fisiologia, ma a maggior ragione quando ci troviamo di fronte a storie di particolari criticità ancora di più, ed è quello che troviamo nei nostri studi quotidianamente, quindi non è una novità, ma un po' la pratica che arriva anche in questo contesto più di gruppo. Di qui il desiderio comune di chiedere aiuto, che è un modo per dire che la condivisione di domande e fatiche di per sé aiuta a normalizzarle. È fondamentale, soprattutto come punto di partenza, mi viene da dire, anche attraverso il quale magari le persone possono sapere che ci sono luoghi più formali di cura, però un primo momento dove mettiamo in connessione il nostro pezzo di fatica, il nostro pezzo di dolore con gli altri, che possono essere informali e bene così in questa fase, sì. E forse questo a volte può anche essere già risolutivo, cioè certi sentimenti si normalizzano? Assolutamente sì, e questo è il grande potere del gruppo, potentissimo e importantissimo, per cui anche solo il fatto di sapere che ci sono altre persone che hanno la nostra stessa esperienza o dei vissuti simili, anche non uguali, in realtà mette a posto dei pezzettini che possono essere anche in certe situazioni e in certi casi risolutivi. Sì. Quando chiedere aiuto? Cioè quando è che deve suonare davvero, un campanello d'allarme? Ma prima di tutto quando si avverte il bisogno di sostegno, di comprensione, di supporto, e quando questo bisogno non scatta in noi, in realtà dobbiamo anche un po' appoggiarsi rispetto allo sguardo delle persone care che abbiamo attorno, che magari se noi siamo in un momento di grande dolore ma non ci accorgiamo nemmeno di stare attraversando questo tipo di momento, ci possono rimandare un rispecchiamento sul fatto che forse c'è bisogno di una mano da fuori. Il sogno dell'Equipe Nascere è quello di aprire luoghi di persone o avviare momenti di incontro, rendendo operativa una disponibilità all'ascolto, un cammino comune. L'esempio è quello dei gruppi di auto e mutuo aiuto che in altri contesti, come a Genova, hanno una loro esperienza pluriennale. Il gruppo di auto mutuo aiuto è un gruppo di confronto tra pari, dove non ci sono terapisti, dove non ci sono esperti, ma persone che vivono la stessa esperienza e la condividono. L'unica figura diversa è quella del facilitatore, che ha solo una funzione di facilitare appunto la condivisione all'interno del gruppo. E ci sono delle regole che si danno, che sono quelle del non giudizio, dell'ascolto, dell'accettazione delle esperienze di tutti, ed è appunto uno spazio di condivisione e di crescita personale. È un'esperienza totalmente laica, no? Qui però c'è una chiesa che desidera in qualche modo capire di che cosa si tratta e cercare di comprendere se può essere un'opportunità per le persone che vivono anche in questa piccola fetta di Liguria. Ecco, tu, da persona credente che frequenta però un gruppo totalmente laico, che tipo di valore intravedi nell'esperienza che porti avanti?
Ma il gruppo lo definiscono una esperienza laica perché appunto la dimensione della fede non è la caratteristica intorno al quale nasce un gruppo, intorno alla quale si frequenta, è una caratteristica poi eventualmente dell'individuo che vi partecipa. Però nel gruppo si valorizzano per definizione i vissuti e le differenze e quindi il gruppo è uno spazio di accoglienza per definizione, in cui la diversità dell'altro diventa ricchezza, il vissuto dell'altro, anche magari sofferente, di problematiche, di difficoltà, è proprio un arricchimento nella relazione. Che valore è stato per te chiedere aiuto? È stato un valore importante perché il primo passo è quello di chiedere aiuto, di accorgersi di vivere una situazione che spesso noi diciamo che nei gruppi di automutuo aiuto si arriva perché si decide che da solo non ce la si può fare. Il motto è: tu solo ce la puoi fare, ma non ce la puoi fare da solo. Quindi le risorse le hai interne e va bene. Possono essere quelle di una famiglia o di un singolo, a seconda delle situazioni che uno vive. Però è insieme agli altri che puoi crescere, nel confronto con gli altri. La comunità di Sant'Antonio a Chiavari ha festeggiato i 100 anni di padre Costanzo Milesi e proprio nei giorni scorsi il santuario di Sant'Antonio ha accolto le telecamere di Teleradio Pace per il servizio di trasmissione della messa domenicale, un servizio a cui tante persone si stanno affezionando e che prosegue anche in altre comunità della nostra diocesi. Ma ora andiamo con le immagini e le interviste al santuario chiavarese. Lo spirito francescano non ha mai abbandonato il santuario di Sant'Antonio a Chiavari, anche dopo che nel 2012 la comunità dei frati minori conventuali ha lasciato questo luogo. La diocesi ha assunto l'amministrazione dell'edificio sacro, tanto caro a molti chiavaresi che vivono in quest'area leggermente periferica rispetto al centro. Da tanti anni, da qua inizialmente ero in cattedrale, poi visto che abito a 2 passi sono qua da alcuni anni ormai, ecco, dal Don Bacigalupo che era il rettore del seminario, e poi siamo passati a Don Pino Carpi e adesso Don Enrico. Insomma, diamo una mano se si può, soprattutto da quando sono andati via i frati è rimasta un pochino di cose da fare, ecco. Io sono qua dal tempo dei frati e ho sempre aiutato i frati sia in chiesa che mandare dei container in Africa con padre Miglioratti, lo conoscete? Andandovi i frati, io speravo che questa chiesa diventasse una parrocchia, che adesso sono un po' impegnato a aprire e chiudere la chiesa, insomma, ma la mia idea di avere la parrocchia non sarà mai possibile finché non ci sono i preti sufficienti. Ecco, il tuo volto rappresenta un po' quel volto tra la scienza e la fede, no? Come ti sei sempre hai vissuto questo tuo doppio? Passando gli anni e diventando un pochino anziano, diciamo che la scienza è in secondo piano e cerchi di dedicarti un po' di più alla preghiera, alle cose dell'anima, ecco. Però anche nella tua attività la fede ti ha sempre animato. Non fosse per quello non so dove sarei, perché sia nel lavoro di medico sempre sostenuto, se no non si sarebbe potuti andare avanti. Il rettore del santuario, Don Enrico Bacigalupo, ha presieduto la Santa Messa trasmessa in diretta su Teleradio Pace nella terza domenica di Pasqua. La riflessione ha preso spunto dal Vangelo che narra dei discepoli di Emmaus e del loro incontro col risorto. C'è questi discepoli che portano la tristezza del cuore, si incontrano con una parola, la parola diventa un gesto, che è il gesto dello spezzare. Tutto questo è provocato dalla capacità di aprire il cuore all'ospitalità, e da qui nasce l'incontro pieno col Signore Gesù, e pieni di gioia si torna
ad annunciare a tutti quello che è accaduto lungo la via, tanto che i primissimi cristiani erano chiamati quelli della via. Cioè il Signore si incontra non nelle cose sacre o nelle strutture sacre, ma si incontra sulla strada, nella vita ordinaria, quotidiana delle nostre famiglie. C'è un canto, no, che ce lo ricorda, però oggi è uscito un bel significato di questo: resta con noi perché si fa sera. Certo, è una ospitalità. Pensate che se non c'era questa apertura di cuore da parte dei 2 discepoli di Emos, Gesù non si sarebbe fermato, quel viandante non si sarebbe fermato e non sarebbe accaduto nulla. Invece l'apertura di cuore fa accadere il risorto. L'apertura di cuore rende presente l'assente, rende visibile l'invisibile. Ecco che allora spezzare il pane, aprire il cuore, rende presente il risorto. L'eredità lasciata dai frati vive oggi in un gruppo di fedeli laici che prestano servizio al santuario. Uno di questi è costituito dalle terziarie francescane impegnate in diversi servizi. Ci occupiamo di famiglie, di bisogni, cerchiamo di fare dei servizi umili, ma che ci rappresentino perché siamo francescane. Quindi la pulizia, l'ordine, l'aiuto fraterno che può andare a chiunque. Quindi siamo un po' sorelle di strada adesso, come si vuole dire, ma è così. È così, ci riuniamo soltanto una volta al mese purtroppo per motivi di salute, di tempo, siamo nonne, mamme, quindi qualcuna lavora, impegnate. Noi ci auguriamo che questo spirito francescano non finisca, non possa finire, perché è un servizio umile, semplice ma antico, vero. Anche il canto corale è una grande eredità che viene portata avanti, sostenuta a distanza da colui che l'ha posta in essere, padre Costanzo Milesi. Padre Costanzo è colui che ha creato il coro antoniano da uno sparuto gruppo di cantori che ha trovato qui la prima volta che è arrivato a Chiavari e ha creato una realtà importantissima che poi mi ha lasciato in eredità nel momento in cui si è trasferito a Recco, ma comunque sempre presente in tutte le nostre manifestazioni, per i mini presepi, per la festa di Sant'Antonio, quindi in tutte le occasioni importanti del santuario Padre Costanzo è sempre con noi. Per tenere unito è anche istruito, allenato il coro. E non è facile, tanto il coro antoniano è formato soltanto da volontari, quindi persone che mettono a disposizione il loro tempo libero, le loro capacità per svolgere un servizio all'interno del santuario. Ci vediamo regolarmente una volta alla settimana nei momenti un po' più impegnativi, ad esempio nel periodo pasquale, nel periodo di Sant'Antonio intensifichiamo e davvero è una realtà importante a cui io tengo molto, mi impegno per portarla avanti e ringrazio davvero di cuore tutti i miei coristi che sono sempre presenti ogni volta che vengono chiamati, anche questa mattina per la messa di Telepace hanno partecipato davvero con entusiasmo e questa è la cosa più importante di tutte. La comunità del santuario si appresta ora a celebrare un altro grande evento, 100 anni di Padre Costanzo. Padre Costanzo è sempre stata una presenza molto viva qui nel santuario, sia per l'iniziativa dei mini presepi, molto seguita ancora oggi, sia per aver costituito il coro antoniano che dura ancora oggi. I festeggiamenti per San Giorgio nel borgo di Portofino. Il vescovo Giampio De Vasini ha celebrato la Santa Messa seguita dalla traslazione delle reliquie del santo nella chiesa parrocchiale del Divo Martino. È seguita poi la sparata dei mascoli e l'accensione del falò in piazzetta. Davvero un momento che segna l'inizio della stagione anche per il borgo di Portofino. Domenica 26 aprile alle 8 la sparata dei mascoli, alle 11 la Santa Messa solenne presieduta dall'Arcivescovo di Genova padre Marco Tasca, che al termine benedirà il borgo con le reliquie del santo. Questa celebrazione sarà trasmessa in diretta al canale 85 di Teleradio Pace. Vediamo.
Una breve processione fino al santuario di San Giorgio, da cui il parroco ha preso le reliquie del santo procedendo in direzione della chiesa del Divo Martino. Così si sono aperte le celebrazioni per il patrono di Portofino il 23 aprile, una festa molto sentita nel borgo tra inizio primavera e le prime giornate di pienone di turisti. Dalla piazzetta poi si è assistito alla sparata dei mascoli. Nella chiesa del Divo Martino il vescovo De Vasini ha presieduto la messa. Nell'omelia ha ricordato l'importanza del santo, soprattutto collegata a un tema di attualità come quello della pace. Un artigiano di pace, e la sua testimonianza ha illuminato le chiese di Oriente ed Occidente che insieme lo venerano. Beati gli operatori di pace, ci dice Gesù nel cosiddetto discorso della montagna. Che San Giorgio ci aiuti ad essere uomini e donne di pace, che San Giorgio interceda per la pace nel mondo. Concludo pregando e invitandovi a pregare con me la preghiera composta da Papa Leone, che dice così: Signore Gesù, tu hai vinto la morte senza armi né violenza. Hai dissolto il suo potere con la forza della pace. Donaci la tua pace, come alle donne incerte nel mattino di Pasqua, come ai discepoli nascosti e spaventati. Manda il tuo spirito, respiro che dà vita, che riconcilia, che rende fratelli e sorelle gli avversari e i nemici. Ispiraci la fiducia di Maria tua madre, che col cuore straziato stava sotto la tua croce, salda nella fede che saresti risorto. La follia della guerra abbia termine e la terra sia curata e coltivata da chi ancora sa generare, sa custodire, sa amare la vita. Ascoltaci, Signore della vita. Amen. Al termine della messa sono stati anche citati i lavori in corso per il restauro della chiesa di San Giorgio, un intervento di 800.000 euro ottenuti grazie a un finanziamento del Ministero. Realmente ne aveva bisogno, guarda, perché quando la si guardava, anche in quel momento lì, ogni tanto dicevi povero San Giorgio come sei cunsato, cioè in genovese a volte, no? È stato, finalmente, quest'anno sono partiti proprio i cantieri, insomma l'anno scorso hanno incominciato a fare qualcosa all'interno. Poi ora è partita proprio la cantierizzazione e viene rifatta completamente tutta la chiesa, il tetto, gli esterni, insomma un grande lavoro fatto dal Dom perché aveva fatto il progetto. Poi tutti, la sovrintendenza, hanno lavorato col ministro dei beni culturali per avere questo importante contributo e finalmente speriamo che l'anno prossimo, quest'anno abbiamo un San Giorgio. Insomma non potremo entrare in chiesa con la processione perché è proprio cantierizzato. Speriamo l'anno prossimo di festeggiare il San Giorgio con la chiesa rimessa a nuovo come merita la chiesa, il nostro santo patrono e anche il posto dove è allocata questa chiesa, che è un posto fantastico ed è giusto che sia tenuto in un modo perfetto. Il borgo non è molto popolato, ma per i residenti o per chi è cresciuto a Portofino, San Giorgio rappresenta molto più di una festa. Il San Giorgio rappresenta proprio noi portofinesi, diciamo, ce l'abbiamo nel cuore, è il nostro santo protettore e nei momenti di difficoltà sempre un pensiero va sempre a lui. E quando viene questi giorni, queste giornate di feste, proprio il cuore ci fa prendere, partire e cercare di lavorare per organizzare questo bellissimo evento, dalla processione al falò, alle sparate, ecco. Sono cose che vengono direttamente a noi portofinesi dal cuore. Ci si ferma e si dedica questi giorni al nostro santo patrono, perché è sempre vicino a noi, cioè noi di Portofino quando siamo in difficoltà, nei momenti belli o brutti, guardiamo sempre uno sguardo sulla chiesa di San Giorgio dove ci sono poi tutti i nostri cari, perché c'è il Camposanto, il cimitero di Portofino proprio lì, ecco, e nei momenti belli, nei momenti difficili, il pensiero va sempre a loro e al nostro santo protettore, perciò è una cosa che viene da dentro. Alla sera poi si è svolto il tradizionale falò.
Le celebrazioni per San Giorgio proseguono domenica 26 aprile con la messa presieduta dall'arcivescovo di Genova, padre Marco Tasca. Sarà accompagnata dalla musica del coro Canticorum Jubilo di Zoagli. Il nostro coro ha sede a Zoagli, fa parte di un'associazione culturale non a scopo di lucro, siamo una ventina di elementi stabili, poi per alcuni eventi arriviamo anche a 25-28 elementi e animiamo le funzioni solenni della parrocchia di San Martino a Zoagli e della parrocchia Divo Martino di Portofino da diversi anni. Anche quest'anno saremo ospiti qui a Portofino per animare la messa solenne della festività di San Giorgio. È un grande onore per noi poterci essere anche quest'anno. Il repertorio che frequenteremo sarà un repertorio sia polifonico più colto sia assembleare, in modo da dar solennità al momento, ma consentire anche alla comunità, all'assemblea, di poter partecipare attivamente all'animazione liturgica. In serata la processione con le reliquie di San Giorgio, accompagnate dalle confraternite e dalla banda Colombo di Santa Margherita Ligure. Dall'antica Macinola all'attuale Magena, 3 appassionati di arte e di storia locale per 2 anni hanno studiato questa piccola porzione del territorio di Chiavari e hanno ricostruito la storia della frazione che si trova sulla collina della città e anche quella della sua chiesa. Hanno proposto i risultati delle loro ricerche nell'ambito di un incontro piuttosto affollato che è stato organizzato proprio nella chiesa di Magena. È seguito anche un momento conviviale. Nasce dall'amore per la propria terra e dalla curiosità degli appassionati d'arte la ricerca storica che Claudio Zignaigo, Sergio Vaccarezza e Nicola Corvo portano avanti da ormai 2 anni sulla chiesa di Magena, nella zona di San Pier di Canne a Chiavari. Ne è scaturito un incontro con visita guidata ad un edificio sacro che non si trova in centro ma custodisce diversi elementi significativi. Ci sono alcune opere che hanno un certo rilievo anche dal punto di vista storico-artistico, a cominciare per esempio dal gruppo ligneo di San Martino il Povero, attribuito alla scuola e alla bottega del Maragliano. Un'altra opera significativa è un altro gruppo ligneo che è la statua della Madonna del Carmine, che è dello scultore savonese Antonio Brilla. Inoltre questa chiesa è conosciuta anche perché ha un organo di una certa importanza, è un organo di Lorenzo Paoli che proviene dalla chiesa di Nostra Signora Assunta di Certenoli. Accenneremo a un argomento già affrontato in un altro incontro promosso dall'Associazione Il Castello di Chiavari, il territorio, la storia delle coltivazioni che si sono sviluppate in questa zona, sino ad inevitabilmente incontrare la storia di questo edificio di culto, questo tempio, questa chiesa, questa casa del Signore. È significativamente supportata da una serie di opere d'arte che vanno dalle sculture lignee anche agli stucchi, ma gli ambienti stessi costituiscono una guida per chi frequenta questo luogo di culto verso est, verso l'altare, quindi verso la luce che filtra dalla zona presbiteriale attraverso la vetrata policroma che raffigura l'Annunciazione. Studiare le particelle più piccole del territorio non è mai un esercizio vuoto, è un viaggio che permette di vedere la storia nei suoi dettagli e di collegare i fili della memoria, perché è solo attraverso la memoria che è possibile costruire passo dopo passo la strada del futuro. E questo i fedeli della zona lo sanno bene perché da anni camminano insieme alle altre parrocchie, San Pier di Canne, Sanguineto e Campodonico. È stata una serata davvero suggestiva che ci ha permesso di fare un viaggio molto intenso, molto denso, per riappropriarci della nostra storia, della storia come comunità che è fatta di pietre vive, ma le cui pietre che fanno corona e hanno costruito e costruiscono il nostro tempio ci parlano di una storia di cui essere eredi, ma di cui prenderci anche l'impegno. Quindi è bello che
un luogo così, nato in un posto proprio di ospitalità per pellegrini, possa riacquisire questa sua vocazione bella, una comunità tale quando diventa accogliente, quando diventa comunità che accoglie i propri fratelli e le proprie sorelle. Questo riscoprirlo anche dalla nostra storia è motivo di orgoglio. Felici anche della partecipazione, del grande interesse che una serata così ha suscitato, con la chiesa piena di tante persone del luogo, originarie del luogo, e anche delle comunità vicine, frutto proprio di questa comunione di parrocchie, di comunità che guardano al futuro ma sono sempre agganciate alla propria storia. Per costruire il futuro c'è bisogno di tutti. Il piccolo Circolo Acri di Magena ha fatto la sua parte, cogliendo al volo l'occasione della conferenza per preparare un momento conviviale, con l'obiettivo di raccogliere fondi e persone, ossia di contribuire alla manutenzione della chiesa e di coinvolgere giovani e meno giovani in iniziative a sostegno della comunità. Noi abbiamo approfittato di questo evento nato dalla collaborazione con la parrocchia di San Pier di Canne, Magena, Sanguinete, Campodonico, per poi racimolare dei fondi per le future manutenzioni da devolversi poi alla parrocchia. Ci troviamo in questo momento, noi siamo una piccola realtà, contiamo 50 soci, facciamo tante attività soprattutto per bambini, tanto volontariato, e cerchiamo sempre di coinvolgere la parrocchia per cercare di sempre coinvolgere più persone a partecipare ai nostri eventi. Questa è una delle tante iniziative che cerchiamo di promuovere a livello sia del territorio di Magena, che comunque è aperta a tutta la zona pastorale, nel senso che si sta cercando, anche con momenti di convivialità, di fare rete tra bambini, anziani, diversamente giovani e chi più ne ha più ne metta, nel senso, per cercare di ricostruire un po' quel sapore autentico delle vallate, della comunità, che può essere sia in tema di volontariato, comunque partecipazione sociale, e iniziative a favore sia della parrocchia, sia dello stesso circolo, sia anche per enti e associazioni di beneficenza sul territorio. Ecco. Prosegue il percorso del Vescovo di Chiavari, Gianpio De Vasini, che in questo periodo sta incontrando diverse realtà formative e produttive del territorio per la celebrazione della Santa Messa di Pasqua. Il Vescovo ha incontrato le persone che ruotano attorno alla sede di Chiavari di Fondazione CIF Formazione. Non si può fare formazione e inserimento nel mondo del lavoro senza un legame stretto con il territorio. Fondazione CIF è un ente di formazione professionale nato nel 1980 e accreditato da Regione Liguria con sede a Genova e Chiavari, che offre corsi nei settori della logistica, della ristorazione, dell'abbigliamento e della moda, per la sicurezza sul lavoro e nel settore dell'informatica. Propone percorsi di formazione per persone con disabilità. Noi continuiamo con la nostra attività di inserimento lavorativo per giovani disabili nel mercato del lavoro qui a Chiavari, e ci sono novità. Sicuramente stiamo intensificando tanto il lavoro all'interno delle scuole, perché questa attività parte già per i ragazzi che hanno dai 16 anni in su, quindi ragazzi che frequentano il secondo ciclo di studi, e facciamo questi percorsi insieme alle scuole per dare una mano, quindi sostenere gli allievi a terminare il percorso del secondo ciclo e poi accompagnarli più facilmente all'interno di percorsi di formazione professionale, dal conseguimento del titolo di studio per poi appunto formarsi e cercare il proprio posto nel mondo del lavoro. La percentuale di inserimento lavorativo è alta, e questo è possibile grazie alla rete sul territorio, che si rafforza non solo attraverso protocolli e accordi, ma anche attraverso le relazioni, come quella che cresce ogni anno con la Chiesa di Chiavari, testimoniata dalla vicinanza del Vescovo, che ogni anno celebra la messa nella sede di Via Rivarola. È un momento per ritrovarsi,
Chiavari, e anzi devo ringraziare tantissimo il Vescovo perché ci porta la vicinanza anche della Chiesa di Chiavari. Per noi e per i nostri allievi vuol dire tanto, perché il nostro lavoro è un lavoro che radichiamo sul territorio, quindi vedere il territorio e anche appunto questa realtà che viene qui a casa nostra è davvero importante. Il Vescovo Giampio ha visitato gli spazi in cui si svolge l'attività nella sede chiavarese e ha celebrato la messa spiegando alle ragazze e ai ragazzi che seguono i corsi che credere nel Dio annunciato da Gesù significa entrare in una vita piena, la vita del risorto, la vita dei figli di un padre che ama senza condizione né distinzione. Per l'occasione odierna abbiamo di fatto voluto omaggiare Sua Eccellenza con un uovo di Pasqua, essendo ancora nel tempo di Pasqua, della pasticceria Copello, ma adornato con manufatti prodotti proprio dai ragazzi nell'ambito del laboratorio di macramè, e all'interno dell'uovo Sua Eccellenza troverà, spero, una gradita sorpresa, sempre prodotta nell'ambito di un altro laboratorio, cioè quello della stampante 3D. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.